Come al solito si cerca di combattere gli effetti trascurando le cause. Teoria della minorità, vittimismo e diciamo noi non possiamo cambiare niente, la storia la decidono loro, siamo un popolo di sfigati, non contiamo niente, la civiltà è arrivata da fuori, il sardo è una lingua neolatina, meglio l'indipendenza della libertà. Se non voti non decidi niente, la Costituzione più bella del mondo. Se la Sardegna fosse uno Stato dovremmo emigrare tutti. Gente con la mente invasa dalla teoria Dulles, i territori e popoli invasi dal piano Calergi, i nostri cieli orrendamente graffiati. Avvelenarci mangiando, curandoci e respirando. Se il pianeta fosse governato dalla gente, sarebbe la patria delle ridondanze. Ma la vogliamo smettere di autoflagellarci? Si dice che non possiamo fare niente contro le oligarchie. È falso! Combattere le cause di tutto questo male è possibile. Disobbedienza civile e fiscale. Non votare. Stampare moneta popolare e abbandonare il vittimismo. La gente non vuole capire che comandiamo noi, non le fettenzie, se solo acquisiamo cultura e consapevolezza. Loro, le fettenzie, senza di noi morirebbero di fame da quanto sono stupide.